Allora Alessio, la mia problematica è stata il mal di testa, emicranie fortissime. Gli Mh. ultimi 2 anni non ho diciamo vissuto più, perché stavo 5 giorni a letto e magari 2 giorni stavo meglio. Ogni settimana, cioè era invivibile. Cioè io non so con quale forza sono andata avanti, però questa forza evidentemente questa forza e questo coraggio mi è venuto per andare avanti, di non mollare, ecco. E poi quando, ho sentito il fatto che si poteva riprogrammare, il cervello, perché, mi ha dato, diciamo, delle indicazioni una mia amica che, aveva fatto questo percorso con te, allora ho detto: "Allora c'è speranza, c'è qualcosa che può andare bene per me. Perché Se cosa si ti può riprogrammare il cervello, mh, e allora okay, la mente, no, riprogrammare la mente." cosa ti era stato detto che secondo te insomma perché non ti era stato detto prima, secondo te? Allora qualcuno secondo me, lo evitava di dirlo, per questioni di dipendenza in passato. Qualche coach che ho conosciuto, no, altre forse non si rendevano conto che è una riprogrammazione, perché non me l'hanno mai detta questa cosa della di riprogrammare il cervello. Io ho comprato il libro del dottor Sarno, "Guarire la mente, guarire il dolore", no, e lì già c'era un qualcosa che di avere un po' di fiducia. Però siccome appunto in passato io questa cosa già l'avevo fatta cioè cambiare i pensieri, tutte le credenze in positivo, quelle negative, e non hanno mai funzionato, quindi ero convinta che non potesse funzionare. Questa credenza che c'era sotto mi autosabotava e non mi faceva andare avanti. È l'unico tassello che mi mancava. Poi fortunatamente, è arrivata facendo meditazione, respirazione, tutto quello che c'è nel programma di Neurobalance, e è arrivato piano piano con i miei tempi, Quanto con però i è miei passato, tempi. Melania? È passato son passati dei mesi. Non so Alessio, dimmi tu perché adesso non So mi ricordo. sono passati più di 3 5, 6 mesi. mesi? No, 5, 6 mesi magari no, son passati da almeno 3 mesi, forse quasi 4. Allora 4 mesi sicuro, sì. Però quando hai 4 iniziato subito a sentire dei miglioramenti, cioè c'è stato un momento nei primi mesi che hai detto: allora "Sento nei prim qualcosa che cambia"? nei primi 2 mesi e mezzo no. Nei primi 2 mesi e mezzo no. Dopo 2 mesi e mezzo forse qualcosina, ma io non mi rendevo conto, eh. E Io non mi cosa ti rendevo ha fatto andare avanti per 2 mesi e dire: "Questa è la eh, direzione giusta"? allora, c'era qualcosa in me che mi diceva: "Fai questa perché quella cosa più importante secondo me sono le meditazioni, e le e la respirazione", perché io ho avuto dei benefici con la respirazione, perché avevo troppa ansia, e con le meditazioni. Okay. Ehm, e poi il tassello, ti ripeto, quello che è più importante è credere, credere che tu puoi cambiare le cose, avere quella fiducia che succederà, se non subito nel tempo, Mh. succederà perché tu vai a mettere, delle diciamo cambi le credenze piano piano e li metti nel cervello, no, è come cambi informazione. Cambi informazione, Co ma piano piano, non è co che il cervello subito e arriva. Non può arrivare subito, cos'è che non ti perché ha fatto sono credere? anni e anni di credenze, sempre le stesse, a ripetertelo, a ripetertelo, a ripetertelo. Non puoi cambiarle subito. Perché quando parliamo di emicrania o mal di testa, magari certe persone pensano: però Melania no aveva magari qualche mal di testa un po' più lieve del mio", no?
magari la sua problematica era più lieve della mia. Per dirci quanto era per te grave la tua situazione. Era gravissima, Alessio, perché io stavo, come ho già detto, 5 giorni a letto. Non mi potevo prendere nulla. Un farmaco per me era acqua fresca. Non mi faceva niente. Ho Quindi non provato tutti. c'erano altre soluzioni. Non c'erano soluzioni. Io mi tenevo il mal di testa giorni e giorni a letto, vomitando a volte, senza mangiare. Proprio per me, io dicevo non c'era via d'uscita. Sotto sotto c'era questa credenza anche che non c'era via d'uscita, però non mollavo, Mm. non mollavo, non mollavo, Cos'è? perché diciamo che c'era quel sesto senso che mi diceva vai avanti, vai avanti. C'era quel sesto senso, Sì, c'era ti qualcosa sentivo in che me eri, che ti sentivo sì. che eri molto, molto determinata in questo, però hai notato in questa determinazione che magari a volte ti rallentava il fatto di far fare il più possibile, perché mi dicevi adesso sto facendo Sì. tutto, mi dicevi sto facendo tutto, Ti ma ricordi? non noto Non miglioramenti. funziona, ti ricordi ti dicevo non funziona Alessio, Non non funziona, è come se funziona. fosse una macchina. Cos'è che Sì, sbagliavi in quel momento? Che magari molte persone arrivano qui e dicono: "Ah, allora bisogna semplicemente fare le meditazioni e poi tutto passa". Ma no, tu hai fatto capire che non è così immediato. non è Quindi una immediato. persona vuole fare tanto, 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 anche quello è un problema. Ecco, fare tanto non conviene, conviene fare le cose con calma perché io l'aspettativa avevo. Mh. Questo era che è cambiato pure. Il fatto di non Aspettativa. aspettarmi più nulla, invece agli inizi io avevo l'aspettativa che potesse diminuire già il mal di testa, l'emicrania. Invece non funzionava perché io già mi facevo le aspettative, facevo più cose, volevo fare più cose. Invece no, bisogna andare per gradi, bisogna andare piano piano e piano piano le cose cambiano. Com'è cambiata adesso la tua giornata rispetto a prima? Adesso vivo e io ringrazio e sono grata al Signore, perché dico, anche se magari in questo momento non faccio cose eclatanti, perché vorrei viaggiare, vorrei fare tante altre cose, vorrei lavorare, però va bene così, dico, perché io già vivo, non mi metto a letto, io non sono stata più a letto, ehm, non ho quei mal di testa atroci, non è che dico che non ce li ho, mi vengono, ma sono sopportabili e poi magari se ne vanno. Vanno giù, come dici tu, vanno giù, vanno giù. E già si vive, e già io sono rinata, è la mia rinascita, perché tu rinasci, non sei più quella, io non la guardo più quella Melania di allora. Io sono un'altra la vera Melania, la vera me. Bene, cosa consigli a quelle Melanie che sono là fuori, che però sono ad un percorso ancora Di all'inizio e che magari di sono anche titubanti perché dicono programmare il cervello sembra una magia, no? Possono essere titubanti, ma quello che dico io a queste persone di non mollare, di andare avanti con pazienza, di non avere premura, perché ognuno ha i suoi tempi. Questo lavoro è un lavoro, diciamo, chiamiamolo tra virgolette "certosino"? Certosino, perché non bisogna fare tanto, bisogna fare il giusto e piano piano cambiano le cose. Se uno va di fretta e si fa delle aspettative, non risolvi nulla. Certo che E ci aspettativa ce l'avevi del fatto che questa cosa funzionerà, però non darti i paletti su quando deve funzionare. infatti, e io sai perché avevo le aspettative? Perché leggendo il libro del dottor Sarno, Mh. avevo fatto la scrittura ti ricordi la scrittura, Espressiva. espressiva, privata dicevo, la scrittura espressiva, avevo fatto tante cose avevo fatto, no, che all'inizio mi avevano dato quel miglioramento, poi invece forse l'abitudine poi non senti più quel benessere, no?
Quindi io volevo fare, invece no, non è così. Mh. E poi avevo l'aspettativa che doveva funzionare per forza. Invece no, ti devi affidare. Affidare al Signore, all'universo, a chi diciamo a chi volete voi, ecco. Affidatevi a chi volete voi, però, senza avere, quell'obiettivo di dire: "No, deve succedere per forza", cioè non mettere quello sforzo. Mh. Ecco, non sforzarsi. Bene. Bisogna lasciare andare. Ecco, io faccio questa cosa, faccio la meditazione, faccio la respirazione. Okay, se funziona, funziona, se ne dico, io non i primi tempi mi aspettavo: "Ah, ora mi rilasso, ah, ora devo avere il corpo rilassato." Invece no, può essere che quel giorno ti funziona, un altro giorno che fai la meditazione non senti il corpo rilassato, magari lo senti sempre teso. Quindi non significa nulla. Quante Bisogna meditazioni hai fatto, Melania, al giorno? Allora, agli inizi ne facevo anche 3. Anche 3. Adesso sì, Quanto duravano? mezz'ora ciascuno. Nell'arco della No, giornata me li perché gestivo. avevi quella paura del: "Adesso più la faccio più risolvo." Okay. Più risolvo, sì, Però, invece non è dove così. ad oggi quante cosa fai dal punto di vista fisico e meditativo? Allora, di meditativo ne faccio 1 al giorno, magari capita, poi qualche volta ne faccio 2, ma ne faccio 1 la mattina presto. Okay, La mattina appena mi alzo faccio la prima meditazione e la respirazione, okay. subito. Dal punto di vista della nutrizione cosa hai notato? Perché molte persone là fuori pensano che, okay, c'è la dieta che funziona, che mi toglie tutti i mal di testa, mi toglie tutti i problemi. Com'è stato per te? No, per me diciamo Onestamente. è un 20% Alessio, dai. 20%. Sì, Okay. può andare per il 20%, ma è tutto qua, Mh, da qua parte. Se tu credi e tu cominci a cambiare anche i tuoi pensieri, anche quelli, perché ci sono quelle credenze così radicate. A me avevano detto 35 anni fa, all'ospedale di Firenze, questo dottore che mi ricoverò 20 giorni, mi disse che avevo un'emicrania cronica parossistica e che non c'era nulla da fare. Quindi questa cosa io me la sono è come se l'avessi tatuata dentro il cervello. 35 anni fa. 35 anni fa. E tu pensa che io allora dopo ho provato fitoterapia, omeopatia, ma quante cure che ho provato, agopuntura, di tutto ho provato in questi anni, di tutto, però non ha mai funzionato nulla. Perché comunque io davo forza anche alle mie credenze, ai miei pensieri, e i pensieri limitanti non ti fanno andare avanti. Pure la rima t'ho fatto. È vero. Quanto dolore adesso stai sentendo in questi giorni rispetto a prima, che erano magari Eh, 10? no, a 4. Può Okay. succedere sì, Però no. ogni quando il dolore poi arriva un po' più forte, come reagisci? Non ho paura più, Okay. Alessio. Io penso a te quando tu mi dicevi: "Ora va giù Melania, non ti preoccupare che ora va giù. Non ti preoccupare che ora va giù." C'è Ecco, questo un'aspettativa lì anche, no, sì, lo un'aspettativa so, però positiva. ti devi anche, insomma, rasserenare, no, Sì, è un po' una resa. è una resa, certo, perché dici: Eh, "Passerà." Comunque eh. passerà, andrà via, no, Grazie in quel Melania per averci dato la tua testimonianza. Penso sia molto importante per le persone che soffrono di emicrania e mal di testa, son tantissime, tante, tante, non tante, mollate, tante, non mollate, non mollate e c'è perché tanto scetticismo. lo so, però è tutto dovuto al sistema nervoso. Tutto là, tutto da lì parte. Io ero una fan, lo posso dire, quella fan che diceva: "No, non può succedere nulla, io non ce la farò, non è possibile, un miracolo solo un miracolo mi può salvare."
ma il miracolo lo fai tu, cioè solo tu lo puoi fare. Sì, Diciamo nel senso che se tu lavori bene, le cose arrivano, ma se tu non lavori bene, le cose non possono arrivare dal di fuori, diciamo. È tutto da dentro che arriva. bene, Eh, bene. e quindi io questo lo dico, non mollate, non mollate, è tutto il sistema nervoso che si è abituato a quelle credenze, a quella modalità di allerta, perché io stavo sempre in allerta, stavo sempre con la paura. Ecco i miei mal di testa, erano più, diciamo, di tensione, no? Che altro, e arrivavano poi a, ecco, emicrania cronica parossistica, questo significa, no? Avevi degli esempi di fianco a te o comunque attorno a te che ti hanno fatto capire che questa cosa si poteva risolvere? Magari altre persone che soffrivano di mal di testa che avevano risolto, piuttosto che altri Sì. dolori che hanno fatto più o meno lo stesso tuo percorso. Sì, la tua amica, ex Ah, mia paziente, sì, però a parte loro c'era qualcuno che... no, 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 adesso no. Anche perché qua giù in Sicilia non c'è Mm. questa mentalità proprio. Se tu Da- parli con un dottore non ci crede, non possono credere. Io quando ti dico che parliamo la stessa lingua, ecco perché io ho contattato te, perché mi sono proprio, ehm, vista, che tu, mi potevi vedere anche tu, cioè vedere nel senso capire, comprendere, no, con i disagi che avevo. mm. Perché è come parlare un'altra lingua con i dottori, cioè ti danno il farmaco, ti dicono magari vai dall'osteopata, vai che ne so, dal chiropratico, cioè, ma non risolvi nulla, non risolvi nulla. E se già il sistema nervoso è in allerta, tu non tutto da qua dipende dalla mente. Per, Eh, poi per altre, insomma, per le persone che vogliono capirne di più, ci sono diversi video su YouTube riguardo al riprocesso mentale, al riprocesso del sistema nervoso e poi c'è beh, il percorso Neurobalance. Per chiudere, Melania, volevo fare un invito a, sì, insomma, quelle persone che sono dalle tue parti, sì. a Messina, perché Melania è un'esperta, bravissima pasticcera, quindi stava cercando, lo dico perché non l'avresti mai detto te, quindi lo dico io. Sta cercando delle opportunità nella zona di Messina per collaborare attraverso appunto la sua arte, che è quella della pasticceria. Grazie, Quindi no, grazie. ci tengo a dirlo, è bravissima, quindi se avete delle connessioni che possono aiutare Melania in questo percorso anche, oltre che ha fatto un grandissimo percorso dal punto di vista personale, adesso questo tassello più lavorativo penso che tu te lo meriti, quindi Grazie, tenevo ad gra aiutarti anche in questo senso. grazie Alessio, grazie. Okay. Come ti possono contattare se dovessero avere delle opportunità per te in ambito pasticceria? Ma anche su Facebook mi possono contattare, Ma metto ma metti il mio numero di telefono, non lo so. okay, metto il numero di telefono, va bene. Okay. Grazie. Così lo metterò sotto. Okay. Grazie Alessio. Stai in linea Melania, io intanto chiudo Okay, con questa testimonianza. Ciao a grazie. tutti.